Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Riaprirà domani 4 marzo la strada Aurelia da Renzano, chiusa dal 25 gennaio a causa di una grossa frana. Le 10 fermate giornaliere straordinarie del treno alla stazione ferroviaria di Genova-Vesima, istituite per sopperire alle difficoltà di mobilità, resteranno attive fino al 15 marzo. Sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e dell'individuazione precoce delle problematiche uditive e visive nei bambini. In occasione della Giornata Mondiale dell'Udito, l'Associazione FETA Liguria ha organizzato un incontro con l'obiettivo di rafforzare gli screening tra i 6 e gli 11 anni. Presentata a Palazzo della Borsa a Genova la Roadmap 2026, delle misure dedicate alla crescita di enti e imprese, un'occasione per fare il punto sugli strumenti a sostegno di innovazione, competitività e sviluppo economico. Nuove opportunità per il settore della pesca, 2 bandi per una dotazione complessiva di 400.000 euro per rafforzare la competitività delle imprese ittiche liguri, sostenere il reddito degli operatori e migliorare la qualità delle produzioni e le condizioni di lavoro a bordo. Tra fine maggio e inizio giugno le eccellenze enogastronomiche liguri viaggeranno alla volta di Parigi per partecipare a EPIC, il principale luogo di riferimento dell'enogastronomia di qualità francese. C'è tempo fino all'11 marzo per presentare manifestazioni di interesse sul sito di Confartigianato Liguria. Restate aggiornati sui nostri canali social.